si inverte lucida lentissimo che noi lo vivremo. O qualcuno che ti sa, almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni. Sì, sono volante. Ma non è vero! No, non è vero. Non si può pilotare. Va dove vuole, non si può. La vola, sì, la esca. Perché stasera arriverete da qui, arriverete qui. dirglielo, perché mi fa gli occhi nel sedere. Dai, gli altri ce li ha la
così si fa. Quando devi spatolare un asino, lo spatoli sempre nel verso del pelo e con una mano spatoli con l'altra mano. Ok? Dai, non vuole fare così. Mamma che caldo! Con una mano spazzoli. Ma qua a Treviso pagate le tasse che sto caldo. Dai, non ha preso paura. Ecco da parte. Se si alza quella porta la corsa per loro, no? E molla! Guarda, ma tutto il fuoco! Vedi se lo possono mettere un po'. Wow!
E attenzione, sta per prendere il volo la prima mongolfiera naturalmente Quando passano però? con sono pronti per partire, come vedete ci sono ovviamente già prontissime per la partenza e dunque li saluteremo con l'applauso ovviamente del nostro pubblico qua presente naturalmente a Treviso e un saluto a Banda, Alberto e Banda su questa bellissima mongolfiera, un grande spettacolo lì all'Iper, i supermercati, ovviamente i supermercati che sono sponsor di questa manifestazione, eccolo qua, Alberto, lo vedete con... Dice adesso c'è la cosa che parte dall'alto, la vedi quando loro atterrano, esatto, però non anche questo ce l'ha e uscivano fuori e poi la più grossa quanti parenti bisogna avvisare? Questa è quella che stavi tu dentro, No, l'occhio falso. Giro andiamo via, no? Andiamo a fare 3 foto poi le ha. Piloti qui da Montemurro, Ivan Bastano, Paolo Petri, Robert, Mirko Maragoni, Massimo Arnaud che sta per partire, ancora Enrico Gamba, Renzo Rebosio, Nicola Bencini. Per questo mondo delle mongolfiere e anche lui tante